Cari amici eventi del territorio, ben ritrovati, buona giornata a tutti, 19ª edizione della Festa di Primavera. Ci troviamo a Onigo, con noi Fabrizio Fantin che è il presidente del comitato festeggiamenti Onigo. Ben ritrovato Fabrizio, grazie. È un piacere. Ci avviciniamo alla 20ª edizione, ma intanto godiamoci questa 19ª. Certo. Tanto successo, tanta affluenza, un bel onere anche per voi. Sì, certo, sicuramente sì, però è sempre un bel lavorare quando vedi una risposta così importante, e in queste 19 edizioni sicuramente ogni anno sempre di più, sempre di più. Arrivo da 3 giorni dove abbiamo approvato il DEF, che è il documento programmatico della nostra regione, dove lì abbiamo, come dire, messo i paletti dell'azione che vogliamo intraprendere. È stato e sarà un ponte tra la precedente amministrazione e questa, e proprio sul tema del volontariato abbiamo voluto incidere e stiamo prevedendo degli strumenti di sostegno alla semplificazione. Oltre a questo ovviamente anche delle risorse che saranno messe a disposizione delle tante associazioni, dei tanti volontari che sono il cuore pulsante del nostro Veneto. Diciamo che la volontà di tutti noi, del Comitato Festeggiamenti di Onigo, i dipendenti comunali e tutti i volontari che sono qui presenti, questo è il risultato fatto di volontà, di passione e amore per il territorio. Qui abbiamo anche una dimostrazione di una ragazza con un costume stupendo, stupenda lei, stupendo il costume, per cui tutti assieme riusciamo a raggiungere dei risultati strepitosi. Beh, sicuramente la provincia è sempre presente nei confronti del volontariato, soprattutto in un momento in cui c'è una rivoluzione nelle norme sul volontariato, riforme che purtroppo stanno complicando la vita ai volontari, ma quello che abbiamo il dovere di fare come amministrazioni locali, parlo come vice sindaco di Pederobba, ma parlo anche come vicepresidente della provincia, è proprio quello di aiutarli, sostenerli sempre nell'organizzazione di eventi come questi che rappresentano l'identità e la tradizione del nostro territorio. Fabrizio, il comitato quest'anno, come tutti gli anni, è impegnato nella preparazione di un pasto per tutti i visitatori, sì. Quindi un doveroso grazie a tutti questi volontari che si sono messi in gioco. Bene, il lavoro parte da qualche mese prima, perché durante la festa di primavera abbiamo un piatto principale che sono gli gnocchi con le erbette spontanee, le erbe spontanee che nascono le prime in primavera, e quindi si aspettano questo, un lavoro dietro che vale tantissimo, perché bisogna andare per i campi, per i boschi eccetera, a prelevare queste primizie che ci arrivano dal territorio. Quindi e oggi, come sempre, alla festa di primavera lo presentiamo ed è una cosa bellissima. Sindaco, Pederobba è conosciuta ormai in tutta Italia, però da lei ci aspettiamo un invito per la 20ª edizione del prossimo anno. Ma certamente, sarebbe stata la 21ª questa qua. Purtroppo a causa Covid abbiamo saltato 2 edizioni, ma sicuramente il prossimo anno cercheremo di migliorarci come abbiamo cercato di fare ogni anno. Sindaco, noi le ringraziamo del tempo che ci ha dedicato, la lasciamo in questa bellissima compagnia e ci vediamo il prossimo anno. Grazie a tutti e vi aspettiamo magari il prossimo anno qui a Onigo alla festa di primavera. Sì, beh, la giornata è bella e intanto vale la pena uscire di casa e godersi una bella giornata di sole. Poi c'è tantissima cosa da vedere, fiori, piante, artigianato, tanta gente che ha voglia di stare insieme e ha voglia di vivere e stare all'aria aperta, magari prendere qualcosa anche al nostro stand del Comitato Festeggiamenti, e volevo ricordarlo che quest'anno il Comitato Festeggiamenti aiuterà una importante associazione di volontariato, anche loro, che è la LILT, e quindi noi daremo un contributo anche a questa associazione grazie alla vostra presenza e di chi verrà a mangiare e a bere qualcosa dentro il nostro stand. E a proposito di mangiare, grazie mille anche a te di nuovo per l'invito, passalo a tutti i tuoi collaboratori, adesso andiamo a mangiare un boccone anche noi. Ottimo,
direi proprio di sì. Grazie a tutti. Bene, noi ci vediamo alla prossima puntata. Naturalmente Eventi del Territorio è sempre presente per mostrarvi tutte le varie festività che ci sono ed aiutare i volontari a promuovere questo bellissimo territorio. Grazie mille e buona giornata.